le telecamere di TVA dietro sollecitazione del dottore Catania. Siamo venuti questa mattina a visitare questo luogo centralissimo di Villaseta, il Viale della Concordia. Ecco, potete vedere alle nostre spalle i rifiuti che sono ammassati, oltre chiaramente al fetore che quello non ve lo possiamo trasmettere, ma le immagini sicuramente danno idea di ciò che è oggi il Viale della Concordia a Villaseta. Ne parliamo con il dottore Catania. Ecco, lei ha ritenuto di fare anche una denuncia all'autorità giudiziaria perché chiaramente c'è una situazione anche di pubblica sanità. Dal punto di vista igienico-sanitario siamo in una situazione di una gravità estrema, perché ci possono essere le possibilità di qualche intervento dal punto di vista penalistico in questa situazione, perché le malattie sono dal punto di vista infettivo pesanti, in quanto ci sono vettori tipo zanzare con malattie che uno riscontra a livello rickettsiosi, anche mortali, ci sono problemi di ratti, problemi di fogne pure aperte, c'è una possibilità di acquisire i pazienti che tra l'altro sono fragili in questa zona, perché si tratta non solo di vulnerabilità dal punto di vista sociale, persone che dal punto di vista economico sono nella povertà più assoluta, ma si tratta pure di vulnerabilità dal punto di vista sanitario, perché ci sono persone, sia bambini ma anche persone anziane, con tante patologie, per cui una situazione di questo genere aggrava patologie già croniche con la possibilità dell'exitus immediato. Quindi bisogna pigliare provvedimenti immediati, e in quanto questa zona tra l'altro non solo è stata maltrattata, io vivo da qua, da 41 anni che faccio il medico, è una zona che è stata chiusa completamente. Io mi ricordo un libro di Levi dove c'era Cristo si è fermato no ad Eboli, a Villaseta è chiusa. Il viadotto è stato chiuso e quindi è stata la spina dorsale che ci permetteva a noi bene o male di collegarci con la città, è stato pure chiuso e quindi c'è l'impossibilità pure di comunicare con il centro. C'è stato il problema pure dal punto di vista medico, abbiamo studi medici dove noi paghiamo già l'immondizia, c'è la spazzatura con il problema dei rifiuti speciali che soprappaghiamo, non vengono manco riconosciuti, allo stesso tempo pagamenti ulteriori e con la possibilità di secche per cane, eccetera, di tutto. Dico anche la presenza di cani randaggi. Riescono pure a determinare patologie pesanti, secche, cose cunde, pulci, eccetera. Quindi la situazione di Villaseta è stata abbandonata e dorme in una situazione così grave che sia dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista io ho cercato di garantire nella zona uno studio odontoiatrico, un ambulatorio odontoiatrico che mi è costata l'ira di Dio, e non ci danno nemmeno la possibilità, dopo abbiamo raccolto tra l'altro una petizione popolare, raccolta di firme, data la situazione di indigenza che c'è, non ci danno nemmeno la convenzione, non so per quale motivo, i motivi li capisco perché ho fatto pure delle denunce penali, per cui questa situazione a Villaseta, io personalmente vivendo a Villaseta amo questa zona perché conosco tutti, non è possibile, bisogna dare subito un taglio, c'era la riqualificazione, in quale secolo, in quale anno si deve fare questa cosa, per cui siccome la gente qua sopporta e non riesce a ribellarsi data la situazione, qua ci troviamo in uno scandalo continuo, perché se non facciamo delle denunce di natura, dico non solo civile ma anche penali, qua non ci muove nessuno, perché qua siamo di fronte, tra l'altro i vigili urbani che c'è una postazione, non so come disconoscono questa situazione così grave, il sindaco che non so dove sta. Cioè paghiamo tutti questi soldi di differenziato, non differenziato, eccetera, ma qua siamo in una situazione che addirittura i cittadini di questa zona vogliono raccogliere i soldi per poter sopperire alle deficienze dell'amministrazione comunale. Non è possibile più questa situazione. Qua ci stiamo ammalando, rischiando patologie pesanti, e lo dice un medico che combatte da 41 anni e fa questa attività di medico. Quindi il nostro auspicio è che questo appello venga raccolto da chi di competenza, dalle varie aziende, dall'assessore, insomma da chi è pagato profumatamente dai cittadini, all'ISEDA, al capogruppo, insomma a tutti quelli che... Comprendo l'inciviltà che buttano qua da questa situazione, ma non è possibile, si può punire tutta la zona, la periferia, perché c'è qualche incivile o meno. Qua bisogna provvedere in maniera immediata, senza perdere tempo, perché scaturiranno sicuramente delle situazioni di natura penale, andremo sul penale, è grave. Questa è una situazione di natura igienico-sanitaria che non si può assolutamente
sotto a zero non scontra, perché è all'evidenza di tutti. Se noi ci andiamo dentro la periferia, la situazione è ancora più grave. Quindi qua siamo nella zona centrale, quella che deve essere riqualificata. Che ci troviamo Ma questo è anche il viale principale di Villa Seta, no? Siamo nell'immondiziario completo, cioè siamo nei ricettacoli delle situazioni più sporche che ci sono. Ecco, c'è pure qui una signora, chiaramente la nostra presenza. Signora, ecco, cosa voleva dire lei? Io volevo dire, non è solo qua. Non è solo qua questo, dall'altra parte pure, perché non siamo assistiti, non passa nessuno a pulire niente, ci hanno danneggiato tanto, qua a Villa Seta siamo abbandonati, se voi fate un giro al centro commerciale io di sera non posso uscire perché ho paura, vetri, strade rotte, uno di tutto, se volete ve lo facciamo vedere. E spaziere non ce n'è più, avete gennaio con qualcuno che scopacca, lo dobbiamo scopare a Napoli. Noi lo facciamo. Io lo devo fare e che cosa fanno? Allora se c'è questo decreto che le persone non lo fanno, mettessero dei bidoni come erano prima, no che qua non possiamo aprire, io ho la stanza da letto qua. Insomma la differenziata qui non si fa. Non si fa, allora cerchiamo di aiutare. Parlate una alla volta. Allora il sindaco ci deve differenziata non si fa. Non si fa, non la fa nessuno, anzi vengono pure dei fuori che buttano la spazzatura qua. Certe persone. Ascolta, lei giovedì tutta questa spazzatura la metto tutta assieme e la vanno a chizzare. Per quale motivo che io devo fare una cosa che non la posso fare? Perché c'hai queste finestre, non c'hai né barcone né niente. Come la devo portare? La metto a casa, se è possibile se ne vanno e me la devo acchianare al re. È una cosa sbagliatissima. Se voi volete, io vi faccio vedere quello che c'è a Villa Seta. Perché di sera non si può uscire, non c'è né luce. Qua c'è il dottore Catania, non ci posso, io ho paura di andare dal dottore la sera, perché l'altra volta sono uscita e c'erano dei vetri, mi sono presa dei vetri, dei petri, dei buchi. Ecco, abbiamo anche il cane, Gerlando, anche il cane che ci sta facendo compagnia, ma c'è anche diciamo, il rischio anche delle zecche, no? Tante cose. Un rischio pesante. Concludiamo questo nostro discorso, facciamo un appello a chi di competenza per cercare di ovviare a questa... Immediatamente si deve provvedere, immediatamente, perché ci sono rischi futuri, dico, da natura civilistico e penalistico, perché c'è il rischio che qualcuno, cioè non è possibile che qualcuno deve andare all'exitus prima di provvedere, perché poi la situazione, quindi bisogna prevenire prima le cose. Dico anche questo ponte, viadotto, perché quale strada abbiamo più? Ci hanno isolato completamente, sia nell'immondizia, sia nel ricettacolo di malattie e sia pure nell'impossibilità di recarsi nel centro cittadino. Non è possibile questo. Cioè siamo stati abbandonati. Bene, da Villa Seta è tutto, da TVA con la camera mobile salutiamo e diamo linea alla regia.